Buonasera a tutti amici della divisione calcio a 5, ben ritrovati al Palataurus. Scomincia con un momento di commozione il ricordo del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni e mezzo di Nola, venuto a mancare pochi giorni fa per la nota vicenda legata al trapianto di cuore, e tutto il pubblico di casa, i tifosi, le due squadre accomunati in questo momento in sua memoria. Curva e cuore, Domenico vive. Le parole dello striscione proposto dalla tifoseria di casa. Parliamo di calcio 5, ottava giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Elite, uno dei due anticipi, quello tra Lecco e Real Fabrica. Sefieri batte Diez Lucio, palla dentro per Borolo, controlla bene, poi lascia Tortorella, prova Sefieri sulla destra. Ostacolato da Sbarra, si accetta Sefieri, poi va nuovamente a pescare Tortorella. La conclusione e la prima parata del match è di Relandini. Stavolta Relandini sul posto Borolo, attenzione, ancora Tortorella e ancora Relandini, doppio intervento. Palla per Sefieri, un po' corta, ma il numero 10 riesce a recuperarla, poi va via da solo, diagonale, in raso terra, nessun problema qui per Relandini, delle due elite. Alciati scambia bene con Borolo, scusate, con Sefieri, poi la conclusione centrale. Palla nuovamente a disposizione del Lecco con Alciati sulla sinistra, di fronte a sé c'è il capitano Martinez. Alciati, chiuso, poi riesce lo stesso ad andare al tiro e Relandini di piede, mette in rimessa laterale. Alciati si centra, c'è lo spazio per andare al tiro, ancora una volta di piede Relandini dice no, Masini si accentra, palla poi per Rosati. Alciati salta bene l'avversario, poi serve Masini davanti alla porta, Relandini chiude lo specchio, messa sulla tre quarti offensiva per il Lecco. Sefieri centrale per Rosati, Borolo poi è riuscito a deviare il tiro di Rosati, in pensieria Relandini che lungo cercare la deviazione con la pancia da parte di un compagno. Palla Tortorella, Lucio, il palo di Lucio, poi Borolo non riesce a ribadire in rete. Questo è il primo vero grande pericolo portato dai blu celesti. Vedere il pivot brasiliano Alciati di fronte a sé Martinez, poi a palla salvata ancora da Relandini, ecco da Alciati, ecco che prova a ridisporsi nella metà campo avversaria, ma attenzione, prima palla Martinez, parte in contropiede, bravissimo Arengi a negare il vantaggio agli ospiti. Ora Frigerio va via bene ad Arengi sulla destra, palla non lontano dall'incrocio dei pali, pressing alto del Lecco, bravo Martinez a toccare palla, ma lo fa lo stesso Tortorella al tiro di prima intenzione, si salva ancora Relandini, palla per Sefieri, ancora Martinez davanti a lui che prova a sbagliare la strada, Sefieri al tiro, palla non lontano dall'incrocio, ma è stata una deviazione, quindi corner. Palla fuori per Lucio, si coordina attraverso, poi sulla deviazione di Martinez rimane in avanti il Lecco. Svega va proprio da Frigerio che prova la conclusione, eravamo chiamata, Iazzetta, primo intervento per lui, palla in corner, Sefieri porta avanti palla, si libera, non c'è però spazio per provare la conclusione, ora Sefieri la trova, raso terra lato non di molto per Frigerio, ci rimane un po' indietro, poi Rosati riesce a servire Alciati, c'è spazio per Alciati davanti alla porta per Anderson, Zoi sbaglia davanti alla porta il numero 27 brasiliano, corto per il proprio capitano Martinez, prova Borolo a dar fastidio, ma pallone perfetto messo giù da Triglia, la conclusione di Triglia, il palo Lucio ruba palla, però Nathan Simao, attenzione, Real Fabrica e il diagonale, c'era tutto libero Triglia, ha sbagliato qui il numero 9, Sbarra, parte ora in velocità Martinez, prova a stargli dietro Sefieri, palla poi ancora per Simao, Iazzetta gli dice no, e Alciati sulla sinistra, dentro per Borolo, ma arriva prima Ginesvega, ancora Alciati, ora Borolo, c'è spazio, Alciati il palo, e poi Borolo, è lui a sbloccare il match, palo di Alciati, palla che arriva a Borolo, e si sblocca il risultato con la quarta rete in campionato con la maglia del Lecco, settima in generale da parte di Borolo. Può ripartire il Lecco, cioè un 3 contro 2, Borolo fa tutto da solo
e lo fa benissimo, infilando il pallone sotto l'incrocio dei pali. Doppietta per Federico Borolo. 27-29 marzo. Lucio, e c'è il gol di Lucio, la palla si è infilata, si è accorto nessuno, ma siamo 3-0. È stata una deviazione probabilmente che ha sorpreso non solo noi ma anche Relandini. L'importante è che il pallone si è infilato in porta. Simao chiuso da Lucio, palla che arriva comunque a Martinez, ora Gines Vega centralmente, si chiude il Lecco ma la palla rimane lì per Frigerio. Iazzetta mette in corner, bella la palla in avanti, Seferi ha spazio ma viene chiuso, poi Lucio fa sfilare Simao, botta di prima intenzione, centrale però, nessun problema per Iazzetta, palla a lato. Iazzetta va a pescare bene Anderson Zoe, a spazio 27 con la smuola, Seferi a sua volta per Tortorella, Relandini ma ancora Seferi. Gines Vega, c'è spazio per Frigerio, il palo di Frigerio a 30 secondi dalla fine. Finisce qui la sfida del Palataurus, Lecco che torna a vincere dopo 2 sconfitte consecutive, sale a quota 39 punti, resta fermo invece a 22 il Real Fabrica. Ribadiamo il finale, Lecco 3, Real Fabrica 0, doppietta di Borolo e gol di Lucio.